chiedono lo stato di crisi per l'intero comparto, le aziende di trasporto pubblico del Veneto, e denunciano la situazione di totale incertezza in cui si trovano, sommata alla mancanza di risorse finanziarie. La denuncia proviene proprio da Confservizi Veneto, che raggruppa il 98% delle aziende del settore trasporto pubblico locale. L'associazione punta a fare pressione sulla giunta regionale affinché reperisca i fondi necessari alla sopravvivenza del settore e istituisca un apposito tavolo istituzionale permanente tra regione, province e comuni, deputato a decidere in merito alla distribuzione delle risorse sul territorio. Confservizi invita inoltre le aziende a sopprimere tutti gli abbonamenti destinati alle fasce più deboli della società. È assolutamente necessario e indispensabile, mancando 30 milioni di euro nel bilancio della Regione Veneto e nel fondo per il trasporto pubblico locale, e purtroppo non soltanto lo stato di crisi per 300 persone che operano nel servizio del trasporto a livello regionale, ma saremo costretti anche a tagliare gli abbonamenti che colpiscono quindi gli studenti, i lavoratori pendolari, gli anziani. Questa è la cosa peggiore che si possa fare, pur di non avere questi 30 milioni di euro che sappiamo ci sono e li vogliamo all'interno del bilancio. Chiediamo che nel fase di assestamento di bilancio della Regione Veneto, che si terrà a giugno di quest'anno, ci siano i 30 milioni che servono per ripianare il Fondo regionale dei trasporti.